Vince tutto l'Udinese 1-0. Vince l'Udinese, battuto il Torino. Te lo saresti aspettato, Franco? Ciao intanto a tutti. Buonasera a tutti. Aspettato no, però per come sono andate le cose penso che sia l'esito più logico l'Udinese, ma anche oggi purtroppo poi trovo delle cose che vanno megamente, tante reti sprecate, però la difesa ha tenuto senza grandi ambasce. Vittoria meritatissima, Torino pochissima roba. E il gesto della cresta oggi non si è Io visto. c'era una cosa dentro, che discutevo anche con Davide, che penso sia abbastanza d'accordo con me a metà. Mi è molto seccato vedere il 93esimo di Liechtenstein in Italia, il Gallo bello a tesutare, vorrei sia anche il campo campione. Oggi nessuna cresta si è alzata. Una cresta molto bassa. Ti dico i migliori, Cristian Poco su tutti. Cristian, Nicola Poco su tutti, mi è piaciuto tantissimo, straripante. Benissimo Cacca, ormai è una normalità. Bene anche Sema. Bene anche Sema, sì. Bene Samir. Bene tutti. Bene anche Rodrigo, finalmente. Kong in uscita non tantissimo. De Paul è cresciuto alla distanza, questo molto modestamente. Però Occasioni ne abbiamo avute tantissime, abbiamo capitalizzato molto meno di quanto non Okaka poteva fare la sua prima tripletta della carriera, ma ah, è vero. Ha giocato Cristo Gonzalez, giusto? come dici, cioè Come la la grafica. grafica e noi alla grafica ci teniamo, a parte gli scherzi, Okaka ha fatto tantissimo lavoro. Per domani ti direi Stinka al Mus. Sì, ma assolutamente. Che siamo ondivaghi, a Udine siamo molto ondivaghi. Anche perché la prossima partita penso che i punti ne faremo poco. Comunque soddisfatto. L'Atalanta contro il City 190 Pata hanno la parità in mezzo, chissà, dipende da come l'approcceranno. Cioè, mi sa che il Toro poteva essere. No, che so, però il Torino l'ha approcciata malissimo, magari l'Atalanta sbaglia l'approccio, però Atalanta non è allenatore, Torino no. mi disse Però oggi a piovere e non è piovuto. Adesso andiamo in conferenza stampa, vediamo che scusa. Io non vengo perché altrimenti penso che. Io andrò in mista invece, quindi il buon Pontoni chiederà scusi Mazzarri, scusa sto giro. No, io sono, però vi ripeto, sono contento. Una buona Udinese. Ho il rammarico che non abbiamo raccolto quei 3 punti contro il Parma che meritavamo, perché sarebbe stato sicuramente un tipo di Mi sarei campionato. contettato più di un punto contro quello, non so Mancava il numero 7. Ci mancava un campo. Senza il numero 7. Detto che oggi Lasagna secondo me ha giocato bene. ci mancava anche un po' di difesa contro il Parma. Per il Cervini ha fatto un bel cattivo tempo. l'unico errore di Musso del campionato non parla e poi Gervinho che ha fatto di tutto. Il peggiore in campo l'arbitro, vabbè, è un abisso di ignoranza calcistica, ha fatto di tutto, proprio è incapace. Io non voglio aumentare il caricone, però non è la Serie A. Non è dato, deve fare altro mestiere, si dedica a quello. Udinese 1, Torino 0. Alla prossima. Alla prossima, sperando che continui così. Ci vediamo domani, ore 18:30 con Franco Canciani. E poi alle 20 BH Club su BHTV con Sempre con Franco Davide Canciani. E invece la mattina io e te a Alle 11 a Spazio Sport. Questo però è Non si poteva dire una cosa così. rivale, non possiamo dire. Ce lo dirò. Bene, amici, Come rivale? è tutto. Io- Stefano Bottoni, Franco Canciani, Davide Il Macchiolo. caporedattore 1-0 per l'Udinese. Ciao a tutti, buona domenica.